L'appuntamento è alle 14 di lunedì. Dopo la riunione Fiume di mercoledì scorso, il Consiglio dei Ministri si incontra per quello che in Veneto è atteso come il secondo round. Sul tavolo la partita dell'autonomia chiesta dalla nostra regione, forte di un referendum votato il 22 ottobre 2017 da 2.300.000 veneti. Ottimista Erika Stefani, ministro vicentino, al lavoro da più di un anno sul tema. Sono ancora numerose le resistenze in casa 5 Stelle, ma il presidente del Veneto Luca Zaia nel merito è stato chiaro. Siamo pronti per l'autonomia, siamo pronti per il progetto, abbiamo fatto i compiti per casa, nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. 23 materie, tutte quelle chieste, nessun accordo a ribasso. Al tavolo della discussione il Veneto non intende retrocedere. D'accordo con il governatore, il presidente della provincia di Vicenza e il sindaco della città, Francesco Rucco. Condivido la linea del Presidente, naturalmente, che ho sposato anche nel voto del famoso referendum dell'ottobre dell'altro anno, e quindi da questo punto di vista siamo pronti a sostenere anche come provincia la battaglia dell'autonomia. Un augurio, un in bocca al lupo al Ministro Stefani, che sta veramente rappresentando il Veneto e i Veneti nel migliore dei modi.